E benvenuti a questa nuova puntata di Anteprima Sport. Vi prego, direttore, vi siete, come dire, emozionato presentando calcio e mercato? No, il venerdì ormai siamo a regime, andiamo con Anteprima Sport, vi parliamo del calcio che arriva sabato e domenica, delle partite delle calabresi, ma soprattutto parliamo di calcio. Oggi lo facciamo molto volentieri con mister Gianluca Gagliardi. Benvenuto. Buongiorno a te, grazie dell'invito. Grazie a te, ovviamente compagna di viaggi e di avventure, la nostra Stella Battaglia, scusami, Vincenza Gallo, Vincenzo, perdonami. Ti è concesso tutto, a te a Franco Segreto è concesso tutto. Ben trovati. Ti giuro che non l'ho fatto volutamente, ti giuro. E abbiamo collegamento remoto ovviamente con il mitico, grandissimo supereroe Attilio Malena. Benvenuto Attilio. Remoto, supereroe, che presentazione, buon pomeriggio a tutti. È un caffè pagato almeno, come minimo. Presto, diciamo che inizio settimana prossima magari te lo pago. Sì. Va bene, aspetti il tuo caffè, d'accordissimo. E allora, oggi partiamo, ovviamente vi diamo un po' di copertina, anche perché di notizie ce ne sono tante. Ve le darà ovviamente Attilio, perché deleghiamo completamente a lui. Il calciomercato finora non ha sbagliato un colpo. Attilio, mitico. La notizia è quella che riguarda la Serie C, ma riguarda anche il Cosenza in Coppa Italia. Serie C perché Serie C? Perché non è stato omologato il risultato di Coppa Italia tra Reggiana e Monopoli, pare per problemi di tesseramento di un giocatore della Reggiana. Ancora non si è capito se è un problema di tesseramento, se c'era una squalifica da scontare per un giocatore che non l'ha scontata. Aspettiamo l'esito di dell'evoluzione di questa situazione, e il Cosenza, se così fosse, andrebbe a giocare con il Monopoli, ma giocherebbe in casa, non più a Reggio Emilia. Questo è tutto un po' da valutare e da vedere, bisogna anche vedere il Monopoli, il ricorso l'ha presentato e così via dicendo. L'altra notizia che interessa soprattutto la Serie C è che finalmente la Serie C ha tolto le X e le Y, ufficialmente ieri sera è uscito il comunicato con tanto di calendario variato: Foggia X, Bisceglie Y. Sono state assegnate ufficialmente le due caselle mancanti della Serie C, però si è aperto il dilemma Trapani, che sta lì dove tutti stanno aspettando. Tra le altre cose, oggi, se c'è qualche notizia, Attilio ce la dai pure tu, dovrebbero come dire, decidere su le richieste fatte dai giocatori che vogliono la definizione dei contratti. Società in alto mare probabilmente dovrebbe, speriamo di no, glielo auguriamo al Trapani, saltare il Trapani, e significherebbe che sarà di nuovo un campionato di Serie C zoppo, senza una squadra. Attilio, a te subito la palla rovente, perché apriamo subito la finestra del mercato. A te. Sì, facciamo un po' di ordine, anche se non è facile in queste ore, perché realmente sta accadendo di tutto. Partendo dal Crotone, che ha ufficializzato, come anticipato in anteprima ieri, l'arrivo di Jacopo Petriccione per il centrocampo. Pussetto, la chiusura sembrava molto vicina, il Crotone non ha trovato l'accordo con il Watford, che non vorrebbe cedere il calciatore in prestito secco, ma vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo, valutazione di circa 6-7 milioni di euro, e a questo punto rientra la possibilità per Pussetto di tornare in Italia, però sponda udinese, anche perché il calciatore ha dichiarato molte volte, anche nelle segrete stanze, di voler tornare in Italia. Per il Cosenza ieri è stata messa al fuoco veramente tanta carne per il direttore sportivo Stefano Trinchera. Proviamo a fare ordine reparto per reparto e nel più breve tempo possibile. In difesa è arrivato l'ok della Juventus per il prestito di Gozzi. Oggi dovrebbero esserci ulteriori approfondimenti per questa pista. Centrocampo, piace moltissimo il nome di Viviani, classe 2000 del Brescia, individuato come sostituto di Tonali, può giocare playmaker, può fare la mezzala, così come il Cosenza sta lavorando al nome di Abouba. Per la fascia destra è stato praticamente bloccato l'arrivo di Bois dalla Roma, classe 2001, reduci da 2 gravissimi infortuni, ma è un Cosenza show sul mercato di fatto, perché in attacco è comunque molto vicino l'arrivo di Petre, bomber classe 1998, ma la sorpresa di giornata è che il Cosenza, come candidamente ammesso ai nostri microfoni dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ha aperto alla possibilità anche di prendere il giovane talento Gennaro Borrelli, classe 2000, per cui tra Borrelli, Petre in attacco, lavori in corso per Abouba,
Viviani del Brescia, Bois a destra, in difesa Gozzi, quelle 5-6 pedine che Roberto Chiuzzi chiedeva a gran voce. Il Cosenza ci sta lavorando molto alla Cremente. Chi sta lavorando alla Cremente a Milano è il direttore sportivo del Catanzaro, ex Cosenza, Massimo Cerri. In definizione lo scambio con la Feralpisalò, che porterà a meno di clamorosi colpi di scena Giacomo Tulli dal Catanzaro alla Feralpisalò. Il percorso inverso lo farà Luca Baldassin, mentre per il Catanzaro è in arrivo l'ufficialità per Altobelli, che ha firmato ieri un contratto biennale, e si registra l'apertura di Felice Vacuo, sul quale però c'è anche la Cavese. Mamma mia, una mitragliatrice, questo Cosenza, vabbè, dovevamo aspettarlo. Mister Gagliardi, una domanda che voglio porti subito a bruciapelo prima di affrontare i campionati, come stile di questa trasmissione, partiamo dalla A per arrivare alla C. Tanti giovani, il Cosenza sta puntando dritto sui giovani ovviamente di qualità. Io ti volevo menzionare un giovane che ho visto giocare in Coppa Italia, la Vardera, stupendo terzino sinistro che è uscito per crampi, ma il rischio qual è? Oppure è un rischio avere dei giovani o quantomeno con ruoli importanti come quelli delle fasce, dove c'è bisogno, tu insegni, di sostituire, perché lì si consumano più energie degli altri ruoli, i giovani vanno bene comunque? Io una domanda te l'ho fatta più o meno ampia, e ovviamente è una risposta a te come la vuoi dare? No, la risposta è semplice, perché è sempre la stessa. I giovani sono sempre un punto interrogativo. Si parte da un presupposto che parliamo di giovani di qualità in questo caso, perché sia Gozzi della Juve sia quello della Roma, che ha avuto 2 grossi infortuni, ne parlano tutti abbastanza bene, al punto tale che davano per scontato un futuro anche in Serie A. È chiaro che poi l'ambientamento, la squadra che deve essere appunto amalgamata, e con i giovani è più difficile. Anche il credo dell'allenatore da trasferire, come è successo l'anno scorso con Conè, che ha potenzialità enormi, però non ha trovato lo spazio, perché probabilmente dal punto di vista tattico non si collocava abbastanza bene in base alle sue caratteristiche. Le difficoltà sono quelle di sempre quando si parla di giovani. È vero che questo conferma che quest'anno più degli altri anni il Cosenza punta solo e esclusivamente sui giovani, dal momento in cui non è arrivato un giocatore, diciamo, di categoria per dare un po' di spessore, anche non solo di qualità ma anche di esperienza, ad una squadra che secondo me ne ha bisogno, soprattutto in quei punti chiave dei ruoli, tipo il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante. Ecco, se deve essere Borrelli l'attaccante del Cosenza, questo ahimè non si discute la qualità fisica del giocatore, per quello che ho visto, ma dal punto di vista tecnico Asensio al Pescara e noi Borrelli dal Pescara al Cosenza non penso che guadagniamo tanto, però questo, ripeto, bisogna vedere in quale ottica si viene ad inquadrare. Assolutamente sì, io so che state scrivendo in tanti, il nostro telefonino sta bollendo e mi pare giusto passare la palla alla nostra Diletta. Vincenza. Grazie Pippo. Mister, in realtà la prima domanda che ti rivolgono i nostri telespettatori è proprio in merito a quanto hai detto finora. Considerando l'arrivo di Petre, classe 98, e di Borrelli, classe 2000, dal punto di vista tecnico che cosa pensi di questo parco attaccanti del Cosenza, e soprattutto se Litteri, arrivato a questo punto, potrebbe essere messo da parte, nonostante probabilmente nella prossima partita sarà proprio lui a portare avanti la squadra? Ma anche per lo straniero vale lo stesso discorso, nel senso che l'ambientamento è importante, che insomma richiede del tempo. Poi i giocatori navigati, i giocatori forti emergono, come è successo con Rivière, ma non sempre ciò succede. Lo speriamo, ci mancherebbe altro. La piazza di Cosenza la conosciamo, non è una piazza che ha tanta pazienza nell'aspettare. Si è già discusso e ho sentito critiche già abbastanza feroci verso questo giovane che è arrivato dal Monza, e mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che, diciamo, l'impressione iniziale ti può dare un giudizio positivo o negativo, che con il tempo può essere facilmente smentito. Assolutamente. Allora, noi possiamo partire innanzitutto con i primi pannelli, perché ci introduciamo direttamente nel campionato di Serie A, che sembra aver deciso
di annullare la gara del Genoa perché altri 2 giocatori sono positivi, adesso dovrebbero essere 14, però non sappiamo, la norma UEFA dice, anzi qui chiedo conforto al buon Malena, che se ci sono 13 negativi la partita si può giocare. Attilio, che notizie hai tu? Ma io sinceramente ho qualche dubbio, poi alla fine Genoa-Torino si va verso il rinvio da indicazioni ben precise anche arrivato nella giornata di ieri. La notizia dell'ultima ora è che sono riscontrati 2 positivi nel Napoli, un collaboratore tecnico e Zielinski, quindi vedremo anche cosa accadrà, anche perché Napoli-Juventus non è una partita come tutte le altre e serve realmente prendere una presa di posizione subito con i controlli che sono stati effettuati anche nella giornata di ieri. Tutti i tamponi effettuati ieri sono stati negativi, mentre oggi, come raccontavamo qualche secondo fa, sono stati riscontrati 2 positivi in casa Napoli. Però è una situazione davvero in cui ipotizzare delle sentenze diventa molto difficile. Credo che la situazione Genoa ci sia poco da poter interpretare, una situazione senza realmente la possibilità di andare a scacco, ovvero il Cosenza, il Genoa, dal mio punto di vista, non può giocare. Il direttore già l'ho chiesto a gran voce, noi non possiamo giocare in queste condizioni, per cui credo che Genoa-Torino sinceramente non si potrà disputare, ma ripeto, dovremmo abituarci in questa stagione dal mio punto di vista a monitorare, ad osservare, a fare questo parallelo tra campo e tamponi, anche perché non essendoci una norma chiara, non essendoci un regolamento che permette, quando hai 5 positivi allora non vai in campo, 10 positivi allora non vai in campo, si è riunita ieri la Lega Calcio, in realtà non sono arrivate poi grandissime notizie e certezze, non essendoci un regolamento chiaro, ognuno poi prevale il buonsenso, il famoso buonsenso che poi in questo caso del Genoa lascia pochi dubbi, ripeto. Assolutamente. Allora, prego la regia di mandare il primo pannello, che è la classifica di Serie A, che vede, dopo che finalmente sono state giocate le partite che erano messe in surgelatorio perché squadre impegnate in Coppa hanno avuto una settimana in più di riposo quasi, e abbiamo Napoli, Atalanta, Verona, Inter e Milan a punteggio pieno con 6 punti, e queste squadre hanno praticamente il miglior attacco perché l'Inter ha 9 gol, il Napoli ne ha 8, l'Atalanta ne ha 8, solo il Verona ha 4 gol fatti, ma 3 sono gol finti perché sono gol fatti a tavolino, e voglio dire, il calcio già sta dando un po' delle indicazioni. Per il Crotone, la squadra calabrese che rappresenta i colori della nostra regione, purtroppo c'è un penultimo posto con una trasferta da fare impegnativa. Adesso possiamo passare il pannello del prossimo turno, terza giornata di Serie A, che la vedrà impegnata col Sassuolo. Il programma è Atalanta-Cagliari, Benevento-Bologna, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Torino, Juventus-Napoli, Lazio-Inter, Milan-Spezia, Parma-Verona, Sassuolo-Crotone, Udinese-Roma. E allora possiamo passare subito il primo servizio, che parla del giocatore del Crotone che presenta l'incontro col Sassuolo. Dicevamo, il Sassuolo una squadra che ha un buon organico, ha 4 punti in classifica, un pareggio e una vittoria, e ne ha rifilati ben 4 allo Spezia, un po' ammaramaldeggiato, con 2 gol annullati dal VAR. Insomma, possiamo anche dire che sarà una gara impegnativa. Può partire il servizio Pereira del Crotone. Sempre molto difficile. Sono stato in un campionato dove non c'è tanta quella cultura di tattica e di esigenza di posizionamenti. E arrivare, per me, io ero già abituato, ma è sempre un ambiente diverso. C'è questa importanza della tattica, del posizionamento, e questo ci fa stare sempre concentrati. Dobbiamo essere sempre focati a fare il meglio e stare bene posizionati sul campo. È una squadra che gioca molto bene, hanno un gioco molto di possesso, e serve fare una prestazione proprio di mettere tutto dentro il cuore, mettere tutta la grinta e mettere anche il nostro gioco e le nostre idee, perché abbiamo una squadra con molta qualità, con una idea di gioco molto bella e positiva, e dobbiamo mettere quelli in campo, avere il coraggio di farlo, e possiamo togliere tante soddisfazioni.
Mister Gagliardi, è ovvio che chiedo il tuo parere perché il Crotone ha fatto 2 partite ma ha incontrato un signor Milan, anche se dobbiamo dire che le occasioni le ha avute il Crotone, il Milan 2 tiri in porta, 2 gol, ma questa è un po' la legge delle grandi squadre in Serie A, come la vedi? L'impressione è stata la stessa di quella che è stata di gran lunga il campionato del Crotone l'anno scorso in B, vale a dire una squadra che deve trovare un giusto equilibrio e soprattutto un reparto, quello difensivo, che probabilmente ha bisogno di tempo per amalgamarsi, perché sono stati troppi gli errori individuali di reparto, specie nella prima partita contro il Genoa, mentre contro il Milan, al di là del valore chiaramente superiore all'avversario, c'è stata altrettanta disattenzione sui gol che chiaramente in Serie A paghi al 101%, a differenza di quello che è stato il campionato di B. Il valore della squadra è consono a quello che deve essere il campionato del Crotone, cioè chiaramente mirare a una salvezza anche all'ultima giornata. I valori ce l'ha, ripeto, e adesso tocca trovare e imboccare quella strada giusta per avere quell'entusiasmo necessario. Attilio, il Crotone ha questo pregio, tra le altre cose, di avere molti giocatori che possono andare a rete, però mancando gli Benali un po' gli manca uno di quei punti cardine, non ultimo Rivière, che fanno la differenza. Il Sassuolo lo ha dimostrato, segna un po' con tutti i giocatori. Sì, il centrocampo ha sofferto nelle 2 partite, credo sia inutile girarci intorno, forse il reparto maggiormente in difficoltà e non a caso la società poi è andata a intervenire sul mercato prendendo Petriccione. Sinceramente mi aspetto qualcosa in più, un concreto passo in avanti dal Crotone, quantomeno in zona gol. Il Crotone contro il Milan, con tutto il rispetto per un avversario fortissimo come il Milan, però in 90 minuti non si è visto un tiro in porta da parte della formazione di Stroppa. Contro il Genoa addirittura, pur il risultato essendo più pesante, si era vista qualcosa di positivo, cercando di costruire l'azione, sicuramente con tanti errori sia nella prima partita che nella seconda, ma credo che contro il Milan si siano visti tutti i limiti attuali che il Crotone ha, ovvero difficoltà incredibile nel creare palle pericolose per poi per la porta difesa in quella circostanza da Gianluigi Donnarumma. Sarà un impegno complicato, il Sassuolo è una delle squadre che gioca meglio al calcio in Italia con l'Atalanta, non ha particolari problemi a livello di calciomercato, è una squadra che è cambiata praticamente in nessun reparto. Tutti i calciatori sono stati confermati a partire da Bogà per poi proseguire con Locatelli, non sono stati venduti, Ciccio Caputo, una formazione che si è rinforzata, non è uno di quegli avversari dove ti puoi permettere di concedere degli errori. Ecco, cercare di fare meno errori per il Crotone, cercare delle sicurezze in più e soprattutto avere più coraggio e osare anche con tiri dalla distanza per mettere in difficoltà il Sassuolo. Il Crotone cerca sempre di arrivare in porta con la manovra, sfruttando la verve di Molina da destra a sinistra, Pedro Pereira che comunque ha destato una buona impressione. Ripeto, le difficoltà erano preventivabili, però un pizzico di coraggio in più e qualcosa in più dal Crotone dal mio punto di vista è lecito attenderselo. Assolutamente. Viviana, Pippo. Viviana spontaneo, ti giuro. Ti do a te la parola perché so che stanno scrivendo, siete in tanti a seguirci. Stanno scrivendo in tantissimi e prima di dar spazio ai nostri telespettatori urge fare comunque una precisazione che è arrivata proprio adesso per quello che dicevi prima tu, Pippo, sul ricorso portato avanti dal Monopoli in Coppa Italia. Che cosa è successo? Così lo chiariamo, dato che ce lo stanno chiedendo in tantissimi. In realtà il caso Carbò è stato segnalato proprio dal Monopoli in quanto il ragazzo... Il Monopoli ha presentato ricorso ufficialmente. Esatto, ha presentato ricorso proprio perché il calciatore risultava essere stato squalificato nella precedente partita di Coppa Italia Serie D contro Roccella Messina del 2018 addirittura. Ora noi Questa ricordiamo... è una delle tesi, però esatto, finché non viene discussa non sappiamo la realtà. Purtroppo una delle teorie è che Carbò sarebbe stato squalificato in questa gara e non avrebbe scontato il turno. esatto. Però un'altra fonte dice, anche reverenziata, che un tesserato non era omologato, un tesserato della Reggiana, un giovanotto che ha giocato, e quindi la partita, come è successo un po' alla Roma che gli è stato persa a tavolino 3-0, e qui un giocatore non tesserato e quindi incorre nello stesso problema. Il dato di fatto è che
comunque il risultato non è stato omologato. Quindi significa che c'è una denuncia, un preannuncio di ricorso e quello che abbiamo saputo stamattina, la presentazione del ricorso del Monopoli. È stato bene rispiegarlo perché arrivano veramente tanti messaggi su questa situazione e quindi è compito anche nostro, insomma, informare nella maniera più chiara possibile. Andiamo avanti con le domande. Attilio, avrei delle domande per te. I nostri telespettatori ti chiedono, con Buà e Corsi a destra e Verai Bittante a sinistra, riesci dal tuo punto di vista ovviamente a vedere un Cosenza sicuramente migliorato rispetto al precedente, e se su Verà abbiamo contezza del suo arrivo? No, partendo dal presupposto che io considero le due fasce competitive, io sinceramente mi aspetterei un altro innesto in grado di sopperire a destra, perché a sinistra con Verà e Bittante penso che il Cosenza sia competitivo, anche con la possibilità eventualmente poi di schierare adattandolo legittimo in quella posizione. Anche Vera, ricordiamolo, qualora poi dovesse arrivare, ripeto, non ci sono particolari problemi, il calciatore ha detto sì al Cosenza e il Lecce ha dato comunque la sua disponibilità da tempo a scegliere il calciatore, quindi stiamo solo attendendo che poi arrivi l'ufficialità per quanto concerne questo affare. Al momento non ci risultano intoppi, se ce ne saranno poi chiaramente ci auguriamo di no, li racconteremo. Mi aspetto soprattutto qualcuno sulla destra, ma non perché non abbia fiducia in Buà e Corsi. Buà è un grande talento, per chi lo ha seguito spinge molto, un calciatore molto offensivo, il Cosenza ci punta in maniera molto convinta, anche se Vignali sarebbe potuta essere una certezza immediata, mentre Buà chiaramente ha bisogno del suo tempo. Dall'altra parte c'è anche Angelo Corsi, che ha dimostrato anche nella prima partita di comunque onorare al meglio la sua prestazione, di onorare al massimo la maglia, per cui al momento il Cosenza con Verà e Bittante da una parte, Corsi e Buà dall'altra può ritenersi secondo me abbastanza soddisfatto, però francamente se dipendesse da me, ovvero il mio parere conta meno di zero come diciamo sempre, un'altra pedina la inserirei, magari una pedina da dover svezzare un altro giorno, perché no, poi puntare eventualmente anche sulla Vartera, che ha mostrato tutti i suoi progressi nella sfida di Coppa Italia, non per forza attingere dal mercato. Io lo chiederei al mister, perché il mister alla fine, voglio dire, fondamentalmente avere un giocatore di esperienza in mezzo a tante, fare da chioccia in mezzo a tanti giovanotti, non solo conosce il campionato ma sa anche muoversi. È importante avere i giovani per farli crescere, ma è fondamentale avere anche dei giocatori importanti, anche, voglio dire, di esperienza fondamentalmente. Sì, ma per capirci prendiamo l'esempio che adesso va per la maggiore in B, no? Il Cittadella. Cittadella prende dei giovani o degli emeriti sconosciuti, come l'ultimo, l'attaccante che ha sostituito Diop, ma lo fa durante l'anno, lo fa con uno studio e con un seguito durante l'annata calcistica, in modo tale da consegnare all'allenatore già in ritiro una rosa dove poter lavorare, ed è per questo che il Cittadella probabilmente ogni anno riesce a partire già con a grande velocità, perché ha una marcia in più dettata proprio dal fatto che la squadra è completa già in fase di ritiro e permette appunto a Venturato, che è un ottimo stratega, di lavorare su questi giovani, sull'entusiasmo, sulla fame che portano dalle categorie inferiori. Quindi, detto questo, è chiaro che poi c'è, ripeto, la piazza che è diversa, che si chiama Cosenza rispetto al Cittadella, dove si è esigenti, dove si vuole vedere un giocatore pronto, dove si vorrebbe avere magari anche la possibilità ogni tanto di sognare con un nome che appunto dia un po' di entusiasmo a questa tifoseria, che arriva a 3.000 a fine anno, piena di entusiasmo, si riparte un po' soffocata perché vede che la squadra viene fatta il calciomercato è quello. A strappo. Ci strappa la parola. Abbiamo i segnali di fumo, rimanete con noi, c'è un attimo di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ebbene, rientriamo in studio, seconda parte di Anteprima Sport. Passiamo subito, affrontiamo il tema
della Serie B che ci permetterà di parlare non solo del Cosenza e della Reggina, ma soprattutto della situazione di calciomercato che sta avvenendo un po' e tenendo, come giustamente sottolineava il mister, in apprensione tutti quanti i tifosi. Ti esalti a fine campionato perché lo vinci, perché quella io la chiamo promozione, quella salvezza ottenuta in quella maniera ti esalta, e poi ti avvilisci con un avvio di stagione che hai ancora 8-9 titolari. Partiamo subito con i pannelli. A te, Alessandra. La classifica di Serie B la leggiamo, Pippo? Sì, vai. Allora, partiamo ovviamente dal vertice: Cittadella, Empoli e Venezia 3 punti, Ascoli, Brescia, Chievo, Cosenza, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal e Virtus Entella 1 punto, e le ultime 3 a chiudere la classifica con 0 punti, Vicenza, Cremonese e Frosinone. Poi possiamo dargli anche magari le partite che giochiamo. Che ne pensi? Allora andiamo subito a seguire per la seconda giornata di Serie B KT, partita del 3 ottobre 2020, Ascoli Lecce, a Chievo Salernitana, Cittadella Brescia, il Monza andrà a giocare contro l'Empoli, Pisa Cremonese, la Reggina ospiterà in casa il Pescara, la Spal vedrà il Cosenza, Venezia Frosinone, Vicenza Pordenone, chiude la Reggiana che andrà a giocare contro la Virtus Entella. Giocare parola grossa, perché dopo abbiamo anche, quando ci colleghiamo con Reggio, una situazione, bisogna capire a Reggio Calabria come siamo messi con il campo. E allora, mister, stavamo giustamente dicendo, la squadra parte così, la stessa squadra che è partita per la prima di campionato affronterà anche la seconda, perché benché possa arrivare qualche tesserato, probabilmente ci sarà anche il tempo di farlo con qualche nuovo giocatore e non c'è il tempo di inserirlo. Anche questo problema, voglio dire, per un allenatore che deve affrontare la seconda gara di campionato non è da poco, poi con la Spal non ne parliamo proprio. Ma è giusto fare chiaramente un inciso, nel senso che se noi ci atteniamo a quello che è il calcio parlato oggi, no? Vale a dire i valori di un campionato che sono sensibilmente aumentati dal punto di vista qualitativo grazie alle neopromosse che hanno portato chiaramente maggiore spessore in questo campionato rispetto all'anno scorso, e se viceversa ci ritroviamo con un Cosenza privo del portiere comunque consolidato in Serie B e dei 2 attaccanti che poi hanno fatto la differenza, è chiaro che mi viene da pensare che in un'eventuale griglia partiamo male, per non dire malissimo. Se invece dobbiamo pensare, come sembra che ormai ci siamo abituati, che poi succederà qualcosa, che non capiamo niente, che il calcio non è organizzazione, non è fissare degli obiettivi e soprattutto dei paletti alla squadra, allora si va alla viva il parroco. Io ho grande stima e fiducia dell'allenatore, dell'ambiente, dello staff tecnico, che è tutta gente legata visceralmente al Cosenza, ma non basta, perché poi in campo ci vanno i giocatori, alla lunga rischiamo di rifare un campionato come quello dell'anno scorso. Assolutamente. Allora partiamo con qualche RVM, prima che ci smaltiamo un po' di lavori. È finita diciamo sulla tarda mattinata la conferenza stampa del tecnico del Cosenza Roberto Chiuzzi. La squadra ha preso il charter, si è diretta verso l'Emilia Romagna, dove giocherà domani, e sentiamoci la prima risposta che ha dato. Diciamo, sono più di una, perché come sapete le risposte vengono mandate sulla chat e poi il mister risponde, e riguarda soprattutto il tipo di gioco delle 2 squadre. Sentiamo la prima di Chiuzzi. Innanzitutto ritrovo un allenatore che per me, come tanti in questa categoria, ogni domenica è un onore incontrarli. Sono privilegiato nell'incontrare queste persone che sono maestri di calcio, quindi questa è una cosa che ci tengo a dire. Dopo quella partita oggi è un'altra gara, la Spal è un campionato iniziato adesso, eravamo a fine stagione.
partite diverse, non puoi fare dei paragoni, eccetera, eccetera. Quindi sarà una gara, oltre che andremo a affrontare una squadra che oggi gioca in un modulo diverso, quindi sarà una gara diversa anche a livello tattico. Ci sono molti duelli, perché sono due moduli che ti portano ad avere duelli in più zone di campo, degli uno contro uno, quindi dovremo essere bravi, attenti, oltre all'attenzione tattica ci va anche un'attenzione nel vincere e nell'arrivare prima su ogni pallone, quindi questo è importante. Questo è il primo Chiuzzi, mister, giustamente si parla di 3-4-3 a specchio, non solo questo, potrebbero essere gli episodi che fanno la differenza, ma il discorso è sempre lì, sono due rose completamente diverse. Sì, ma infatti sono d'accordo con Occhiuzzi nel porre l'attenzione ai duelli, perché è come, non è mai matematica il calcio, però se va come deve andare nei duelli nell'uno contro uno possiamo soccombere, visto che c'è una qualità diversa, un'esperienza diversa, uno spessore diverso da parte della SPAL nei confronto al Cosenza. Poi, ripeto, nel calcio fortunatamente ci sono altre componenti che fanno la differenza, spesso e volentieri, come è successo in quest'ultimo campionato, che vale a dire la fame, la voglia di primeggiare su ogni pallone, quindi questo può porre rimedio a una differenza tecnico-tattica. La differenza, come si dice nel calcio, la fanno le motivazioni, è quelle che spinge su più di tutto. Attilio, per te che partita sarà? Ma sinceramente credo ci sia poco da aggiungere al discorso che faceva giustamente il mister. Attenzione ai duelli, se dovessimo giudicare la carta è chiaro che non ci sarebbe partita, il Cosenza è ancora una squadra ampiamente incompleta, negli 11 senza dubbio un buon gruppo che ha dimostrato anche nel primo match di poter comunque mettere in campo una formazione competitiva. Dall'altra parte però oggi a fronte di un avversario completamente diverso come rispetto alla Virtus Entella, a fronte di una squadra che parte meritatamente guardando alla rosa, carta alla mano, per recitare un ruolo da grandissima protagonista, se non addirittura essere la favorita numero uno per la promozione in Serie A. Guardiamo agli elementi che poi possono fare la differenza: Missiroli a centrocampo, Valoti, grandi caratteristiche di inserimento, Floccari, Sebastiano Esposito dall'Inter, Esposito dal Chievo Verona, in porta un portiere importantissimo, forse il numero uno della categoria come Beriscia, per cui ripeto è una sfida da prendere realmente con le pinze. Il Cosenza dovrà essere bravo a non concedere troppo e a sfruttare quelle poche palle gol che avrà, anche perché la SPAL dal mio punto di vista cercherà di avere il pallino del gioco in mano e il Cosenza in profondità, qualora la SPAL concedesse qualche metro ai corridori davanti del Cosenza, ai vari Carretta, ai vari Baez, il Cosenza in quella circostanza potrebbe far male anche alla SPAL, però è chiaro che i favori del pronostico almeno alla vigilia vanno alla SPAL. Assolutamente sì, anche perché poi voglio dire, Floccari si è fatto male, giocherà Paloschi, non è che abbiamo risolto chissà che cosa. Non caschi male tra Paloschi, Sebastiano Esposito, Sergio Floccari, abbiamo detto di Missiroli, c'è la grande voglia di riscatto di Brignola, è una rosa molto competitiva e molto profonda. Era questo, no, giusto per fare qualche nome e dire, sentiamo adesso il secondo pezzo della conferenza di Occhiuzzi, a domanda, mister, loro hanno un organico completo, il Cosenza è ancora in itinere, sentiamo cosa ha risposto. La SPAL sappiamo la forza che ha e noi la affrontiamo con il nostro credo, con ciò che sappiamo fare, studiando l'avversario, ma soprattutto lavorando sulle nostre forze, quindi va affrontato in questo modo con le nostre certezze. Insomma. Io ho un organico che rispetto, stimo, mi danno e mi hanno dato tanto, quindi assolutamente non mi voglio sentire secondo a nessuno, rispettando gli avversari. Ora gli altri hanno rose competitive, la SPAL viene comunque da una retrocessione dalla Serie A, ma io i miei calciatori li stimo e glielo dimostro giorno dopo giorno e loro me lo dimostrano la domenica. Arriverà gente
lo sapete che arriva gente a completare l'organico. Ripeto per l'ennesima volta, arrivano le persone che abbiamo voluto noi e quindi che abbiamo scelto, e poi vedremo, insomma. Ci mancava altro che non stima il gruppo che ha, assolutamente, noi ne siamo pienamente convinti, però caselle vuote, come anticipava prima mister Gagliardi, e dopo parliamo anche dei giovani. Come anticipavamo prima, il problema è che hai delle caselle importanti vuote, dicasi, giusto per dargli un nome, l'attaccante che ti fa i gol non ce l'hai al momento. Prima il Cosenza ha giocato 2 partite e ha segnato 0 gol, anche la Spalla ha giocato 2 partite e 0 gol. Questo non vuol dire che non abbiano capacità realizzative, cioè, è come dire, questo adesso ce ne parlerà il tecnico su questo, perché io so che adesso tu hai una domanda anche per lui e facciamo una domanda unica a te, Vincenzo. Grazie. Proprio partendo dalle ultime parole di mister Occhiuzzi, arrivano i giocatori che vogliamo noi. Mister, io ti rivolgo una domanda dei nostri telespettatori, dove sostanzialmente vedono in questo modus operandi della società una dualità, cioè da una parte magari c'è chi chiede a gran voce nomi importanti, soprattutto per l'attacco, dall'altro invece c'è chi, come mister Occhiuzzi, e come tu stesso prima hai precisato, ama e vuole puntare tanto sui giovani, probabilmente anche per insinuare all'interno di questi un'idea di squadra e di unione che a cui l'allenatore del Cosenza crede fermamente. Che cosa pensi al riguardo? Occhiuzzi fa benissimo a dire quello che ha detto per 2 motivi. A, perché deve valorizzare necessariamente quello che ha, deve apprezzare e farsi apprezzare dal gruppo, e soprattutto quando parla di rispetto proprio in funzione di quello che gli è stato dato nel recente passato. Poi è chiaro che nelle segrete stanze mi auguro che i discorsi siano diversi, vale a dire che si ha la capacità di far capire che poi il campionato alla lunga, la B in modo particolare, se non hai una rosa all'altezza, se non hai i giocatori in grado di, il lavoro, il grande lavoro che tu fai può essere vanificato. Come lo è stato esaltato, ripeto, in un mini campionato che non ha nulla a che vedere con un campionato poi normale, che parte non da agosto ma da luglio e finisce a giugno o maggio, quando sarà, con tutte le difficoltà, ti ripeto, che puoi trovare lungo la strada e che non hai la classica coperta corta, insomma. Questa è una squadra che ha bisogno di 4-5 giocatori come il pane, inutile che si gira nel dire tante belle parole, ma dall'esterno noi che facciamo calcio parlato dobbiamo dire le cose come stanno, all'interno fa benissimo Occhiuzzi a parlare come ha parlato. E con Occhiuzzi continuiamo il terzo intervento che riguarda appunto il giorno, una domanda che è stata fatta. Sueva e Falcone hanno fatto una buona prestazione, è possibile averli in campo? Sentite prima cosa ha risposto. I ragazzi devono dare l'anima tutta, da Falcone a Sueva, devono dare l'anima tutta la settimana in campo, lo fanno, devono pensare a dare un contributo valido per una sola causa, che è quella del Cosenza Calcio. Quindi a me parlare dei singoli non qualcosa che non lo faccio, perché siamo una squadra, io sono contento di ciò che fanno durante la settimana, sono contento quando poi confermano le prestazioni la domenica, quindi è questo, quindi sudano durante la settimana per conquistarsi un posto da titolare. E io devo provocare a questo punto e mi devo rivolgere al buon Attilio Malena, perché ovviamente l'argomento del giorno è l'attaccante. Attilio, si parla tanto di questo Petra rumeno, pare che sia cosa fatta, aspettiamo o non aspettiamo, Pettinari libero, addirittura qualcuno l'ha messo nel calderone, si è parlato di Nzola, stesso discorso. Attilio, ma ci dai una speranza? Secondo te, tu che hai radiomercato all'orecchio, che speranze ci puoi dare? Per Pettinari sempre state pochissime, quasi nulle. Pettinari è virtualmente
accasato a Lecce, anche perché c'è un passaggio formale, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, che rende l'idea della situazione difficile. Aggiungiamo benzina sul fuoco in una situazione già abbastanza complicata, con il Trapani che aveva esercitato il riscatto di Pettinari, esercitato in più tranche. La prima tranche sarebbe stata versata a Lecce, il Lecce poi non avrebbe ricevuto le ulteriori tranche per il riscatto di Pettinari, per cui Pettinari, non appena si libererà dal Trapani, tornerà alla casa madre, ovvero il Lecce, che oggi tra l'altro ha accolto ufficialmente Marius Stepischi dall'Hellas Verona. Per l'attaccante il Cosenza in teoria la scelta è ricaduta su Petre, Borrelli e Gliozzi. Questi sono i tre che nelle idee del Cosenza dovrebbero affrontare la stagione in Serie B. Poi ognuno ne tragga le sue considerazioni. Però è una scelta che il Cosenza ha fatto, vedremo poi quando arriveranno tutte queste ufficialità. Però per Petre ci siamo, per Borrelli, lo ha ammesso anche lo stesso Sebastiani ai nostri microfoni, con il Cosenza abbiamo grandissimi rapporti, non credo ci saranno problemi. Borrelli aveva delle offerte in Serie C, poi è chiaro che quando arriva la Serie B hai la possibilità di metterti a confronto con una piazza importante come quella di Cosenza, normale che ci pensi su. Assolutamente, D'Asenzio poi ve lo sentirete in maglia pescarese, che è debuttato col Pescara, dopo ve lo facciamo sentire più tardi, perché adesso ci sentiamo la quarta e ultima tranche della conferenza stampa di mister Occhiuzzi, dove la domanda che è stata posta, il Cosenza ha giocato 120 minuti, così come la Spal. Sentiamo la risposta. Anche loro hanno fatto 120 minuti, e quindi contro il Bari, i ragazzi hanno recuperato bene, hanno lavorato bene con i fisioterapisti, hanno lavorato bene con i prof, quindi andremo lì, l'organico andrà nelle migliori condizioni, insomma, fisiche. Il Cosenza, con o senza palla, deve imporre il suo gioco. Con palla lo fai e decidi tu ciò che fare, con la palla nei piedi. Senza palla cerchiamo di portare l'avversario a giocare come vogliamo noi, e quindi questo è il nostro credo. Poi se la Spalla è più brava e vince, merito alla Spalla, insomma. Grazie mister e forza Lupi. Forza Lupi sempre. Mister, ti rubo un attimo la parola, giusto per dirti, parlavamo di motivazioni, alla fine il succo è questo qui. Sì, ma deve essere l'aspetto fondamentale, ci mancherebbe, ripetiamo, perché si va ad affrontare una squadra dalle grandi qualità tecniche che sicuramente ad oggi non si può parlare di una squadra già amalgamata, ma che parte da una base consolidata, giocatori che se motivati in questa B chiaramente sono un lusso, perché ne abbiamo citato qualcuno. Io aggiungo Strafezza, aggiungo Valoti, aggiungo i difensori, che voglio dire, a partire da Tomovic, tutta gente che ha navigato tra A e B. Non parliamo di giocatori che bisogna scoprire. Questo deve portare il Cosenza a dare qualcosa in più e sperare che la Spalla dia qualcosa in meno, perché solo in questi casi la differenza di valori può essere cancellata. Vai Valentina. Mister Gagliardi, ti chiedono circa quanto hai detto prima sul portiere Falcone. Che cosa pensi in realtà di questi due portieri in casa rossoblù, Saracco e Falcone? Considerazioni su entrambi e, almeno da ciò che in molti hanno capito, il tuo pensiero è che manca un portiere importante in questo momento in casa Cosenza? Guardi, io sul portiere sono abbastanza rigido, sarà perché ne ho patito le conseguenze quando ho allenato il Cosenza, ma parto dal presupposto che attaccante e portiere, come si suol dire nel calcio, devono essere dei fuoriclasse nel ruolo, comunque dei giocatori consolidati. Ecco, secondo me è stata una scommessa un po' azzardata quella di lasciar andare via Perina e prendere Falcone, che magari sarà bravissimo, ma deve avere il tempo poi di dimostrarlo, perché i portieri giovani ti possono far perdere dei punti e il Cosenza non penso sia nelle condizioni di potersi permettere questo lusso, però se lo hanno preso vuol dire che evidentemente ha già dimostrato nella primavera della Sampdoria di avere delle qualità importanti. Non so se la regia riesce a darmi anche Calandruccio, se siamo collegati con lui. Se ci siamo, Rocco ci sei? Sì.
Sì, Pippo, buon pomeriggio a te Vincenzo e ai tuoi ospiti. Buon pomeriggio. Io ti faccio subito una domanda a bruciapelo, immediata. Abbiamo avuto la fotografia di ieri sera del Granillo, non so se la regia ce l'ha, a me non sembra un campo che si possa giocare, non so se la regia riesce a mandarla. Rocco. Sì, sì, sappiamo benissimo le condizioni in cui diciamo, il manto erboso del Granillo in questo momento è, l'abbiamo visto ieri, l'altro giorno nella partita di Coppa Italia con il Teramo. Da quello che mi risulta si sta lavorando in maniera incessante, in maniera intensa, però ancora non si è riusciti ad avere un manto erboso degno di un campo di calcio. Però da quello che so hanno assicurato che già per la partita contro il Cosenza sarà in ottime condizioni. Però intanto la partita col Pescara è domani e speriamo che nelle prossime ore si riesca a migliorare un po' le condizioni del terreno, ma sarà difficile, quindi è molto probabile che possiamo avere delle speranze migliori per la partita per il derby con il Cosenza. Bene, allora continuiamo con la nostra scaletta perché abbiamo tanti servizi oggi. Sentiamo anche l'altra bandiera, sentiamo l'allenatore della SPAL Marino cosa ci racconta della sua squadra. Marino. Spesso negli ultimi metri ancora non c'è quella lucidità necessaria nella scelta dell'ultimo passaggio, dell'ultima rifinitura, dell'ultima conclusione, quindi ancora non arriviamo bene, ma arriviamo spesso sulla tre quarti avversari con molta facilità. Questo diciamo così, è importante perché riusciamo a sviluppare la manovra e quindi possiamo solo migliorare, perché è importante tenere il pallino del gioco in mano, è importante arrivare tantissimo come abbiamo fatto noi negli ultimi metri. Diciamo che rispetto alla partita col Monza diciamo che abbiamo cambiato tanto e per questo sono soddisfatto di chi ha giocato poco e quindi non poteva mai avere un'intensità diversa da quella che c'è stata. Ecco, credo che abbiano fatto bene. Per quanto riguarda Floccari sicuramente ha qualche problema e salterà qualche partita. Esposito è un giocatore che può partire anche sul centro-destra, centro-sinistra dietro la prima punta, però a volte si può giocare con due punte vicine, dipende anche dalla partita, del momento, dell'avversario, per cui cambia poco. Ecco, l'assetto di base diciamo, è lo stesso con i 4 centrocampisti e 3 difensori, davanti se si gioca 1-2 o 2-1 diciamo, non è un problema. Mister, è arrivato uno qualunque, Esposito. Sì, è venuto uno qualunque a rinforzare un reparto che già contava appunto di Floccari e Paloschi come prime punte. Gli esterni si chiamano Brignola e Strafezze, che sono i classici due piccoletti che ti danno sempre l'opportunità di avere la superiorità e l'imprevedibilità nella fase offensiva, ciò che necessita quando vuoi rompere gli equilibri, specialmente in un campionato laddove la fase difensiva la fa da padrone. La SPAL, come ha detto giustamente prima Attilio, è una squadra che chiaramente lotterà per la promozione, poi la B, ecco, vedi l'Empoli dell'anno scorso, non rispetta sempre quelli che sono i pronostici, però l'allenatore navigato quest'anno non penso fallirà. Assolutamente no. Pippo, sulle ultime parole di mister Gagliardi, io vi invito a restare ancora con noi, andiamo un attimo in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio, la terza parte di Anteprima Sport. E allora, non so se abbiamo il collegamento telefonico, mi date un cenno se c'è. Pronto? Non sento, no, non c'è. Bene, Enzo, grande tranquillamente, quando siamo pronti poi me lo fai sapere. Salutiamo però Attilio Malena che ci deve lasciare. Grazie Attilio per la tua collaborazione di oggi. Grazie a voi, un saluto a tutti, alla prossima. E assolutamente rimaniamo con Rocco perché adesso parliamo di Regina. Regina che affronterà
questo Pescara al Granillo, una partita importante dove c'è un ex che era anche ambito da Taibbi, Asensio, però sentiamoci un po' come l'ha inquadrata Mimmo Toscano la partita. L'RVM può partire. Arriva, tranquilli. Casomai hai qualche domanda, me la fai adesso, sì, perché l'RVM non può succedere, è normale quando... Avrei una domanda per Rocco. Sì. Rocco, il presidente Luca Gallo e la regina hanno, attraverso un comunicato ufficiale, dato il benvenuto a Nicola Vasic. Ora, la domanda che ti pongono i tifosi è questa: verrà già utilizzato nella prossima partita di campionato e quali sono le aspettative per lui? Intanto per domani è già tra i convocati, quindi questa è già una notizia, un giocatore è arrivato da pochi giorni, è già tra i convocati per la partita di domani. Taibbi ci punta tanto, l'ha considerato una scommessa nonostante i suoi 29 anni, e niente, lo attendiamo tutti. Vedo difficile un suo utilizzo nella gara di domani, però può darsi che dopo la sosta è facile che il mister Toscano lo utilizzi, quindi lo aspettiamo tutti, perché tra gli tanti acquisti che sono arrivati è quello che suscita un po' di curiosità rispetto agli altri. Grazie Rocco, e dalla regia sono pronti, guardiamo insieme il servizio. Ma anche il Pescara come noi ha cambiato tanto, ha cercato di giovanile la rosa. È una squadra che secondo me, partendo senza aspettative, può fare molto bene. Noi dobbiamo essere, noi sabato con la Salerno abbiamo fatto una buona gara, abbiamo messo un mattoncino nel nostro percorso, sabato sul nostro campo vogliamo cercare di arrivare alla prima vittoria. Sappiamo che non sarà facile, perché incontriamo una squadra che da tanti anni che milita in cadetteria, che ha fatto sempre bene, che è una società organizzata e strutturata, però noi vogliamo crescere, vogliamo migliorare la prestazione che abbiamo fatto sabato e cercare di portare a casa la prima vittoria. Mimmo Toscano, mister, voglio dire, ha fatto un bel pari a Salerno, subito a segno tutti e due gli attaccanti, insomma non è che stiamo parlando Lafferty e Menez, fanno la prima partita, quando si dice quando c'è gli attaccanti, o sbaglio, mister? Sì, conoscendo Mimmo e come l'ho visto adesso, non starà dormendo la notte, perché io sono convinto che lui ama parlare di squadra, e quando ci sono dei singoli importanti così come lo sono questi che hai appena elencato, da aggiungere, non dimenticare anche i Bellomo, i Denis e altri giocatori che la regina annovera, magari non è quel calcio che lui ama tanto. Riuscire nell'impresa di trovare gli equilibri, quello che io sto vedendo sembra che sia più orientato a questo famoso albero di Natale 3-4-2-1, con i due che sono Menez e Bellomo a ridosso di Denis o a giro poi Rivas. Sarà un'altra bella scommessa che sono convinto che ancora una volta Toscano riuscirà a portare a termine. Assolutamente. Allora, che partita sarà? Lo chiediamo anche ai tifosi e soprattutto lo chiedo a te, Valentina. Allora, guarda Pippo, io in realtà avrei piacere a leggere, proprio in base a quello che tu stai chiedendo, altre domande che rivolgo non a caso al mister. Mister Gagliardi, ti chiedono sulla regina, Regina Pescara, secondo te, visto che abbiamo anche Rocco e magari poi lo tiriamo anche in ballo, come si suol dire, potrebbe essere un 3-0 a tavolino? Come mai? Perché? Mi hai già risposto, mister, in realtà, così, con questa risposta. Per il campo? Probabilmente sì, perché dato che abbiamo parlato... Sono anni che si presenta in queste condizioni, quindi non è una novità. Amaramente, perché non poi penso. La B impone comunque anche un palcoscenico dal punto di vista del rettangolo del gioco diverso,
ma da qui a parlare adesso di risultato a tavolino mi sembra un po' troppo, diciamo. Quindi le condizioni del Granillo non sono così gravi eventualmente da definire questo famoso 3-0 a tavolino. In realtà chi lo scrive... Abbiamo il direttore sportivo, devo fermare perché abbiamo il direttore sportivo della Vibonese, Gigi Condò. Mi senti, Gigi? Buonasera, sì, buonasera. Buonasera, innanzitutto tanti auguri e benvenuto. Qua c'è un tuo carissimo amico, mister Gianluca Gagliardi. Salve direttore, bocca al lupo. Buonasera, per l'esperienza. ciao mister. Buonasera. Bene, bene, grazie. Allora, tutti ci chiediamo che campionato sarà per la Vibonese quest'anno? Ma sarà un campionato, sicuramente proveremo per salvarci, cioè un campionato difficile, un campionato con squadre importanti, con piazze importanti, piazze blasonate, quindi diciamo che sembra una frase fatta, ma come dicono in tanti è una B mascherata, ecco. Quindi noi dovremo cercare di fare un campionato fino alla fine. Sicuramente soffriremo perché è un girone veramente difficile, però cercheremo a tutti i costi di raggiungere la salvezza, ecco. Assolutamente, ma tra le altre cose siete partiti col piede giusto, 3 punti a cava, adesso c'è la Juve Stabia, però voglio dire, secondo me parlare di salvezza, questa squadra, a mio avviso Galfano è ben intenzionato, così come il Presidente. Oh, sicuramente il Presidente è una persona ambiziosa, una persona che ci tiene tanto alla Vibonese, l'ha dimostrato, non sto io a dirlo adesso. Quello che ha dimostrato nell'arco di questi anni credo abbia fatto la storia della Vibonese, quindi, però uno è anche giusto che rimanga con i piedi per terra. È vero che siamo partiti bene con una vittoria fuori casa, una vittoria importante, però allo stesso tempo non ci dobbiamo illudere perché i veri valori delle squadre si vedranno tra 4-5 partite. Quali sono secondo te le squadre più ambiziose nel senso con l'organico più capace in questa Serie C? Vabbè, il Bari secondo me è fuori lista, nel senso che ha fatto una squadra non badando a spese, è una squadra secondo me di gran lunga di categoria superiore, quindi dovrebbe essere l'accreditata al salto di categoria. Poi a parte il Bari ci sono anche altre squadre come la stessa Juve Stabia, è una squadra importante, il Catania, anche se magari ha vissuto problematiche societarie, sicuramente strutturerà e ha strutturato una squadra importante. C'è la Ternana, il Catanzaro stesso sta facendo grandi investimenti, quindi sicuramente un'altra squadra che dirà la sua. Ma in linea generale è proprio un campionato, se uno va a vedere la storia delle società che stanno in questo girone, già da lì si capisce che è un campionato difficile. Ecco. Rocco Calandrucci, hai qualche domanda per il nostro direttore sportivo della Vibonese? Sì, intanto buon pomeriggio direttore. Quanto può sorprendere questa Vibonese, visto che durante questo precampionato secondo me anche il Presidente Caffo ha ricevuto delle critiche a mio avviso ingiuste. Bene, avete dimostrato nella trasferta di Cava che questa Vibonese comunque c'è e se la gioca con tutti ed è pronta a mantenere la categoria anche in maniera senza diciamo troppi patemi. C'è la possibilità, parlo sul mercato, di poter fare qualcosa in più in attacco? Non sento la domanda te la giro nulla, subito, Gigi, sì. Era per quanto riguarda le ambizioni di questa Vibonese e che se ci saranno novità in attacco. In attacco abbiamo chiuso Plescia dell'Empoli che stava a Renate, abbiamo chiuso proprio oggi, abbiamo Parigi, abbiamo Berardi, quindi credo che abbiamo Mausso che è un altro giocatore importante, quindi credo che lì sotto quell'aspetto lì numericamente in questo momento siamo a posto. E Mausso rimane, vero? Ma salvo imprevisti dell'ultima ora sì, nel senso che è un giocatore su cui noi ci puntiamo tanto, è vero che ha tanto mercato, però è anche vero che uno deve guardare tutte e due le cose, sia a livello economico di un'eventuale operazione, sia il valore del giocatore. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, quali sono le ambizioni di questa stagione? Le ambizioni sono, l'ho detto già, è una salvezza sicuramente speriamo tranquilla, perché è un campionato, ripeto, molto difficile e poi si vedrà, però noi cercheremo in tutti i modi
mantenere la categoria, ecco. Grazie gentilissimo direttore, in bocca al lupo per te e per la Vibonese, complimenti soprattutto per il lavoro che stai affrontando. Grazie a voi Pippo, buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie. Allora, torniamo in studio. Prima di passare la palla a te, chiudiamo il discorso Regina Pescara perché non solo i tifosi della Regina, ma anche quelli del Cosenza vogliono sentire un po' che cosa è successo, anche se poi lui non è che lo spiega tanto. Sentiamoci Asensio con la maglia del Pescara. So che qua è una squadra molto importante, società importante con una bella piazza, quindi anche se magari in passato non sono potuto arrivare, ma oggi sono qua e sono felice. È un'occasione molto importante, infatti come ti ho detto ho scelto il Pescara perché so come la società, come lavora, che giocatori sono usciti anche da qui, quindi questa è una grande opportunità per me e cercherò di sfruttarla al massimo. Io in questa squadra vedo che c'è dei ragazzi che vogliono fare bene, è una squadra anche con tanti giovani, ma una squadra forte che secondo me, come ti ho detto, oggi dobbiamo azzerare perché secondo me questo non è il Pescara che dobbiamo vedere. Io penso che possiamo fare molto di più, possiamo arrivare anche in alto perché ho visto i giocatori, mi sono già allenato qualche giorno con loro. Mister, insomma, professionisti, non è che gli puoi dire niente. Vedere un giocatore che, diciamo, si parlava di ambizione diversa dalla B, invece si ritrova in una squadra che, diciamo, con tutto il rispetto ha sicuramente gli anni dell'A in più del Cosenza, ma in B non è una piazza di molto superiore a quella di Cosenza. La differenza la fa sempre il dio denaro e quello che poi si riesce a fare fuori dal campo con i procuratori. Parole pesanti come pietre. Rocco, ve lo troverete di fronte, probabilmente partirà, non lo so, questo non so, ma se l'hanno preso lo metteranno in campo domani. Rocco? Sì, penso di sì. Credo che comunque è un giocatore molto interessante. La Regina per un periodo l'ha seguito all'inizio del calciomercato. Diciamo che comunque mi fido ciecamente del reparto difensivo amaranto, soprattutto dopo l'arrivo di Cionek, che è un difensore di esperienza e di qualità, quindi diciamo che sono tranquillo. Però è chiaro che, come ha detto anche il mister quest'oggi in conferenza, dobbiamo sempre, anche se abbiamo una grande qualità come rosa dal punto di vista tecnico, però dobbiamo sempre comunque giocare con la giusta determinazione, con quella grinta, con quella cattiveria agonistica che ci consente di avere qualcosa in più rispetto all'avversario. Deve essere quella la mentalità, la stessa che ha contraddistinto la Regina in Serie C e serve soprattutto quest'anno che siamo in Serie B, che è un campionato di livello totalmente superiore. A te Vincenza, è tutto tu il microfono. Mister Gagliardi, una domanda per te, torniamo a bomba in casa Cosenza. Buà, Conè, Balulì e Borrelli hanno tutti un numero minimo di presenze da dover fare in questa stagione oppure sono prestiti non vincolati alle presenze stesse? Ma sono tutti da scoprire. Nessuno di questi ha un minimo di presenze tali in questo campionato da poter dire si parte con Conè, si parte con Balui. No, si parte con quelli già noti e sperare che poi questi durante l'anno riescono a scavalcare i titolari sulla carta, diciamo, a partire da quelli di centrocampo, laddove ritengo sia il reparto più povero numericamente. Bruccini, Sciaolone e Conè mi sembrano un po' pochini per fare un campionato e quindi si va un po', si naviga un po' così a vista, secondo me, puntando su questi ragazzi che devono dare qualcosa su una base consolidata, ma non si può pretendere che facciano loro poi la differenza o comunque tengono la barca insomma a galla.
mi permetto Vai Pippo, perché Vincenzo. in realtà poi vedi è bello, il bello della diretta è questo, no? Il botta e risposta, perché mentre tu giustamente parlavi mister, c'è chi ti risponde, ti dice l'Ajax ha eliminato la Juventus con delle giovanissime promesse, quindi chissà che non succeda la stessa cosa anche al Cosenza quest'anno. Ti rimando la palla. Sì. Il problema è che l'Ajax ha una cultura del calcio vecchia 100 anni, c'è una caldera magari. Sulla costruzione dei giovani che arrivano già con una certa esperienza e qualità tecnica non indifferente. Qua stiamo parlando tra l'altro del dover valorizzare dei giovani di squadre della tua stessa categoria, mi sembra un po' troppo per Cosenza questo, sinceramente. Cioè, quando non, io spesso e volentieri in questi studi ho evidenziato la cosa che più mi dispiace, quello di non aver avuto o di non aver visto un giovane della provincia di Cosenza essere presente in pianta stabile in questa rosa, specialmente negli anni precedenti, laddove ci poteva stare tranquillamente. Osannare giocatori che sapevamo che poi a fine anno sarebbero andati via, addirittura trovarli squadre nella stessa categoria, quindi significa aver fatto un piacere alle squadre proprietarie di questi giocatori. Bene, passiamo alla Serie C, Vincenza. Leggiamo direttamente le partite? In testa, Sì, dopo leggiamo la andiamo avanti col classifica programma. e di conseguenza poi eventualmente le partite. Sì. Allora, andiamo subito, classifica Lega, Pro, Girone C, Casertana, Teramo, Bari, Monopoli, Potenza e come hai detto tu giustamente la Vibonese, 3 punti quindi in testa alla classifica, Paganese Ternana, Viterbese 1 punto e tutto il resto 0 punti, Avellino, Turris, famoso XY cui abbiamo discusso poc'anzi, Pippo, Catanzaro, Cavese, Foggia Juve e Bisceglie. Stabia, Virtus Francavilla, Palermo, Trapani e Catania, che ricordiamo avere entrambe il primo Trapani 1 punto di penalizzazione e il Catania 4 punti di penalizzazione. L'altro brano possiamo anche dare le partite, così chiudiamo il discorso Serie C, poi aggiungiamo anche, eccolo qui, il pannello. Andiamo subito a leggere. Allora, seconda giornata, Ascoli, Lecce, Chievo, ti chiedo scusa. questa è la Serie B. Letto male io, perdonatemi, è il bello della diretta anche Sì, questo. tranquillo. Bari Teramo, Casertana, Y, Catanzaro Trapani, Catania va a Monopoli, Paganese Ternana, Potenza andrà a Palermo, la Turris in casa vedrà il Virtus Francavilla, Vibonese Juve Stabia e l'Avellino giocherà in casa della Viterbese. X Cavese. Diciamo che queste partite non si giocheranno perché l'affiliazione è stata fatta ieri, le partite XY, ed è stata data una proroga sia al Foggia che al Bisceglie per fare sia campagna acquisti che ovviamente preparazione. Queste due partite non si giocheranno, però c'è da fare i complimenti al Catanzaro che ha passato il turno battendo i rigori il Chievo. Premio partita, una birra per tutti quanti in ristorante. I giocatori hanno chiesto all'allenatore, al mister Calabro, di festeggiare con la birra, gli è stato concesso una volta tanto e questa cosa sì. Ti devo fermare perché abbiamo una news proprio dell'ultimo minuto. Sì. Il Cosenza ha ufficializzato l'arrivo di Bois, quindi Bois è a tutti gli effetti un calciatore rossoblù. Perfetto. Tempistica sul pezzo come sempre, la brava Vincenza Gallo, stavolta ti meriti tutti quanti gli aggettivi, bravissima. Mister, il Catanzaro ci prova di nuovo, è partito magari col piede sbagliato, però si è subito vendicato portando a casa la qualificazione di Coppa Italia Team Cup. Sì, il Catanzaro ricordiamo sempre che ha un presidente che non bada a spese, se c'è da spendere lo ha dimostrato già negli anni passati. Questo non basta perché poi il campo dice sempre che va fatto un progetto tecnico con dei presupposti che siano quelli di avere società, squadra, pubblico, stampa, tutti che remano in una stessa direzione. È chiaro che quest'anno il Bari, dall'esperienza dell'anno scorso, come allenatore più di categoria, che ha fatto quei diciamo, le giuste novità dal punto di vista dei calciatori che rispecchiano più l'idea di calcio che vuole attuare
Auteri si pone davanti a tutti. Pensare a una C con piazze come Catania, Avellino, Catanzaro, insomma fa passare Palermo. anche Palermo, fa passare Caserta, Cava come se fossero delle squadre piccole, ma in realtà non è così, e quindi mai come quest'anno si può usare la frase B2 in tutti gli effetti. Così Alla come lunga saranno queste 3 squadre che si giocheranno il campionato. Quali sono secondo te? Io metto il Monopoli tra le 3, metto Bari, Palermo e Monopoli. Addirittura, che dovrebbe incontrare il Cosenza se, lo diciamo anche in chiusura, questo ricorso viene accolto per l'irregolarità di un giocatore della Reggiana. Il risultato su Biudice non è stato regolamentato. Rocco, sul Catanzaro, che notizie hai? Sembra lo scambio tra Baldassini e Tulli, si sta lavorando per portarlo, diciamo, addirittura d'arrivo. Quindi al momento questo, ecco, per quanto risulta l'unica novità è lo scambio tra Baldassin e Tulli, che è quello su cui sta lavorando il DS Cerri. Per quanto e in più dovrebbe essere anche quasi fatta praticamente per Altobello. Detto niente. Sì, quindi dovrebbero essere Altobelli, chiedo scusa, dovrebbero essere ai dettagli con la Salernitana, quindi questa operazione si può chiudere nelle prossime ore. Siamo in chiusura, correndo, come al solito, un'ora e mezza è passata senza accorgercene, Vincenzo. Sì, io se mi permetti Pippo, ma ti unirai sicuramente anche tu e tutta la redazione di Ten alla prematura scomparsa di un giovane tifoso, si chiamava Luca e io voglio dirgli ciao con una bellissima frase di Giovanni Trapattoni, il quale diceva che per uno come lui che ha sempre amato il calcio non ci sarebbe stata cosa più bella che andare via durante una partita. Un abbraccio Luca. Speriamo Luca possa assistere domani alle 4:15 da lassù e aiutare magari il Cosenza con qualche pensiero. Io ringrazio il mister Gianluca Gagliardi. Grazie a te e in bocca al lupo al Cosenza. E soprattutto ringraziamo il buon Rocco Calandruccio. Grazie a te Pippo. E mi è arrivata adesso una news, perdonami, riguardo il Catanzaro, si potrebbe comunque anche chiudere per evacuo in attacco. Alla grande. Chiudiamo con notizie, non la smettiamo mai, sempre in moto. Sempre sul pezzo. Ringraziamo Attilio Malena, ringraziamo la regia del bravissimo Enzo Leonetti, tutto lo staff di Ten. Noi ci vediamo stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma, la prossima settimana, perché adesso si va a regime, c'è replay di martedì perché lunedì ci stanno le lezioni. Ciao!